Si è conclusa ancora una volta con un grande successo la festa di fine stagione del mini volley padovano, ritrovatosi domenica 31 maggio in Prato della Valle con più di 1000 bambini. La manifestazione è stata inserita all'interno della 7ª edizione di Tutto Sport in Prato. Grande festa dello sport in Prato della Valle, 7ª edizione di Tutto Sport in Prato. Fiaccole di vita, un'occasione importante per mostrare lo sport e le valenze dello sport padovano a tutta la città, fuori dai luoghi sacri dello sport, stadi, palestre, campi, ma nel tessuto urbano, per portare lo sport ai cittadini e portare poi i cittadini allo sport. Questo è il nostro obiettivo. Ma andiamo a conoscere nel dettaglio i numeri della pallavolo padovana dei più piccoli in Prato della Valle. I nostri numeri sono davvero imponenti, 43 campi, 84 società, 150 persone impegnate fra arbitri e segnapunti, 198 squadre e oltre 1000 bambini. 1000 bambini festanti dunque per un totale di 2500 iscritti al mini volley nella sola provincia di Padova. Ma com'è stato possibile raggiungere numeri simili? Tutte le società praticano il mini volley, qui a Padova da 3 anni è stata instaurata l'obbligatorietà del settore, obbligatorietà che ci permette a noi come comitato provinciale e alle società di poter far girare una ruota, che è quella di poter mantenere tutte le categorie delle varie squadre con dei prodotti interni, per cui con un proprio vivaio. Il comitato provinciale, a seconda di tutte le partecipazioni delle società agli eventi annuali, che sono i concentramenti, che sono le riunioni zonali, che sono i progetti scuola, rilascia gratuitamente delle iscrizioni ai campionati giovanili nella stagione sportiva successiva. Questa metodologia verrà anche per le prossime stagioni sportive mantenuta come concordato nelle riunioni zonali con tutte le società che hanno presenziato. Il minivolley a Padova gode di una struttura studiata ad hoc per garantire l'efficienza dell'organizzazione in ogni angolo della provincia. La provincia di Padova è divisa in 4 zone, zona centro, zona alta, zona bassa padovana e piovese. E ogni responsabile cura praticamente la zona e le società che collaborano e operano con lui nella zona d'appartenenza. Ecco quindi che con i responsabili zonali il territorio viene controllato e gestito in maniera capillare. Conoscono bene il territorio, li seguono le società, danno a loro un sostegno nell'organizzare quelli che noi chiamiamo quadrangolari, che sono dei momenti in cui diverse società si trovano insieme per far giocare i bambini. E dopo, allora, nel momento in cui arriviamo alla conclusione e chiediamo alle nostre società di portare i campi dalle 7 del mattino, montare 43 campi, troviamo le persone che vengono qui volontariamente e lo fanno con entusiasmo. Ma andiamo a sentire un po' di società presenti in Prato della Valle. Iniziamo da Solesino, che ha da poco festeggiato l'approdo della prima squadra femminile in Serie D. Un Under 14 che è andata alle finali provinciali, un Under 16 che si sta giocando le finali proprio oggi pomeriggio e soprattutto la promozione storica per noi della prima squadra femminile che è salita in Serie D, quindi abbiamo avuto il cambio, il maschile retrocesso e la nostra prima squadra femminile per la prima volta nella storia della S è andata in Serie D, quindi siamo felicissimi. In Prato c'era anche la Murialdina, fresca vincitrice dei play-off promozione che l'hanno catapultata in B2 femminile. Credo sia il coronamento di una stagione per i bambini che fanno attività di mini volley. Purtroppo il tempo è quello che è, però il divertimento comunque è sano e lo sport, la pallavolo inizialmente è questa e deve essere gioco. Poi festeggiamo la promozione in B2 della prima squadra femminile che ieri è andata a vincere a Bassano. È arrivata a seconda ai playoff e è un risultato per noi storico e vorrei dire veramente una ciliegina sulla torta di una stagione splendida. Nuovamente dalla bassa padovana ecco Monselice femminile, presente con le atlete del proprio vivaio. Per il nostro movimento è molto importante, come penso a tutti, è la fine di tutta la stagione sportiva, è il coronamento di un anno intero e quindi è un premio molto importante per le nostre ragazzine e per il nostro movimento. Da Monselice a Casal Serugo, una società che ha iniziato a lavorare anche nel femminile. Noi oggi abbiamo 22 bambine, diciamo 2/3 del progetto Mini Volley Under 12. Siamo qui in Prato della Valle, rappresentiamo un paese del comune della provincia di Padova ed è chiaro che ci fa piacere vedere come nella provincia di Padova la pallavolo è sponsorizzata, diciamo. Ed infine abbiamo incontrato anche il Dream Volley di Piazzola sul Brenta. Abbiamo 14 bambini che stanno giocando in questo momento
e sono il futuro della pallavolo di Piazzola, spero, e mi auguro non solo di Piazzola, anche il futuro di qualche altra squadra. 84 società presenti in Prato della Valle per dare un messaggio chiaro ai giovani atleti e alle loro famiglie. Il senso è quello di dare importanza al mini volley, di fare in modo che più bambini si trovino insieme e si confrontino tra di loro. E sicuramente per comunque fare una giornata di festa tutti insieme, come conclusione dell'anno. E l'importante non è vincere ma è stare in compagnia. La pallavolo è un movimento sportivo dai numeri impressionanti a Padova, più di 10.000 atleti tesserati. La pallavolo poi in particolare in questa mattinata riempie la piazza di bambini e questo è quello che noi vogliamo che questi ragazzi si divertano assieme alle loro famiglie, ai tecnici e ai dirigenti. Qualcuno andrà alle Olimpiadi, saremo felici, però noi siamo ancora più felici se le piazze d'Italia si riempiono di ragazzi che amano lo sport, quello bello pulito, quello del divertimento, quello del gioco, per crescere sani, una nazione sana. Ma non solo a Padova il minivolley è in grande crescita, in tutta la regione veneta la pallavolo fra i più piccoli sta vivendo un momento d'oro. Il Veneto è diventato grande ed è la seconda regione in Italia proprio perché ormai tutte le province hanno capito quanto importante è lavorare nella scuola e quindi subito dopo nel settore del minivolley. Padova è una tra le maggiori piazze e oggi vediamo qua proprio sono presenti, da quello che mi diceva il presidente provinciale, più di 1000 ragazzini. È chiaro però che oltre al grande lavoro del Comitato Provinciale di Padova, per organizzare un evento del genere in Prato della Valle è stato necessario il supporto di molti altri enti e società sportive. È ormai da anni che continuiamo con questo appuntamento conclusivo della stagione sportiva. Ringraziamo il CONI, Comitato Provinciale di Padova e Regionale del Veneto, che ci danno l'opportunità di poter stare in questa bellissima piazza, una delle più belle d'Europa, il settore servizi sportivi che ce la mette a disposizione. Però dobbiamo ringraziare tutte le nostre società che sono qui da questa mattina alle 7 per allestire tutti i campi dove questi bambini continuano a divertirsi e a giocare. Ed infine spazio alla solidarietà. Padova continua a scendere in campo per la città della speranza. Poter giocare per questi che non lo possono fare per noi è il messaggio che stiamo dando da anni e che in maniera concreta vogliamo proprio mantenere anche nelle prossime annualità. Il 15 di giugno presso il centro congressi Alta Forum della Banca Padovana di Credito Cooperativo ci sarà la consegna da parte del Comitato Provinciale ai vertici della Fondazione della Speranza di un assegno di 20.000 euro che è la raccolta di tutti i concentramenti minivolley e delle giornate della Speranza, che sono state 2 giornate di campionato dove tutte le società in tutti i campionati hanno contribuito sempre con lo stesso euro per tutti i componenti che facevano parte degli incontri.